Benvenuti a Sombra de Sonuragi, stagione dessi stadi. La faticosa vita di campagna richiedeva uno sforzo fisico enorme. L'aratura, la mietitura, la semina, l'uso delle macine e dei frantoi sarebbero stati pressoché impossibili senza il fondamentale apporto degli animali da lavoro. L'addomesticazione e l'utilizzo di animali quali buoi, asini, muli e cavalli in epoca antica ha relativamente semplificato il lavoro degli uomini, permettendo di razionalizzare le tempistiche per realizzare e godere appieno dei frutti della terra, tanto nella loro forma naturale quanto in quelle trasformazioni che ne permettevano un diverso uso culinario e commerciale. Nella Sardegna tradizionale, la famiglia rurale aveva necessità di disporre di uno o più esemplari che la aiutassero ad assolvere gli impegni quotidiani. I nuclei più poveri riuscivano con non poca fatica ad acquistare muli o asini. Quelle più benestanti avevano a disposizione maggiori risorse da investire in buoi o cavalli. In particolare gli equini, animali straordinariamente forti e belli nella loro maestosità, sono dotati di una impressionante forza fisica in grado di farli sopportare anche i carichi più pesanti. In un'epoca dove l'avvento dei veicoli non era ancora giunto, i cavalli venivano utilizzati anche per gli spostamenti delle tortuose strade campagnole. L'utilizzo del carretto era piuttosto diffuso e fu essenziale per trasportare ingenti quantità di prodotti che dovevano essere commercializzati o barattati in vari paesi o città. Tuttavia, nonostante il prevalente utilizzo lavorativo, i cavalli sono ancora oggi pure protagonisti di attività maggiormente veniali. Si pensi al loro utilizzo nei pali o, anticamente, nelle giostre cavalleresche, oppure ancora per rendere maggiormente belle, solenni e colorate le feste di paese. Disporre di questi esemplari e sfoggiarli ben preparati e pettinati nelle processioni votive o nelle esibizioni a loro termine permetteva ai proprietari di poter sfoggiare la loro bravura in qualità di fantini, riuscendo a destare meraviglia agli occhi di grandi e piccini. Ancora ai giorni nostri si pensi ad eventi quali le corse che si tengono annualmente nella città di Sassari o nel paese di Sant'Ulussurgiu, oppure ancora nella Sartiglia di Oristano. In queste occasioni cavallo e cavaliere si fondono in un unico essere mitologico che racconta l'intimo legame che viene ad instaurarsi tra gli equini e i loro proprietari, capaci di gesta storiche e di emozionanti avvenimenti che vengono ricordati nella memoria collettiva con grande entusiasmo. L'avvento della rivoluzione industriale e di macchine che funzionano a carburante ha visto aumentare esponenzialmente in agricoltura la capacità produttiva, permettendo l'accelerazione della produzione di massa e l'aumento della ricchezza disponibile. Nonostante ciò, l'atavico legame tra il mondo umano e quello animale, così strettamente interconnessi per millenni, continua, nonostante l'impatto degli animali da lavoro nell'economia si sia di gran lunga ridotto. E questo prova come, a prescindere dalla redditività, il valore di questi animali vada al di là della loro resa effettiva, rendendo evidente come il legame tra uomo e natura sia indubbiamente basato sulla stima e l'amore che può sussistere tra specie diverse. Su guardo. Est in ogni bida, in ogni luogo, tira da radulu, carrozza e carrettoni, addobbao e concordao in processioni, curri di premio, festa e pariglia, passilla da in cittadi, che è una meraviglia, in su circo, attento, si pone in gioco. Su guardo est una bestia potente, arrubiasto, morro, bianco o nieddo, di 10 d'ogni colori manca viticheddo, porta sa conca longa, unga tostadasa, origa mannasa, giubba e coa delicatasa, un incanto addobbi in mezzo de sa gente. Mancai variao sempre strantagio, sia da sa strada buffende e papendi, sia da susato, trottendi e pascendi. Livraci mera papà e sa vasicada, soveno, sebra frisca, ammontonata, frutta e verdura, povreni su scragio. Quadro este poesia, grazia, armonia, sa griniera e sa goa in movimento, mancai ororo non risiavento. Iscamba longa sa vassillaia e sattai, e non ci vuole uomini di buono, por domai, abili e senza de nessuna dimoria. Cavalieri est un titolo nobiliari, quadrus voi motoris de potenzia, in gioco de cartas est di conoscenza. Lassa da s'arrasto, in logo chi passata. Finza sacando de camminare no accabara, uno bello spanto sezio de su militari. Cussomini chi incoscia da sa sedda est imponenti,
fate una bella figura e si dona da pure ariasa, mai in tristura. Quando curri di impizzuso, assacchittala, pregiao, ma sa bestia da rispettala, ma che gusta siete già in matuchedda. Narantes antigusu, aguantato buono, ben di boi, malloro, procco, mullenti o brovei, ma non su guardo intelligenti. Ti servi di quangiai budecco se traballai, t'aggiuta da tirare innanti se accampai. De deusu, questo animali estono dono. Su guardo di sempre dentro è importante a manna voi straballadori di desta Sardigna e a su vedotto voi messaio su aggiuto un manno voi traballezza terra via da su guardo e nonno puru chi e adesso babudù fadiata su messaio e arada con su guardo ma regodo. Contasi itta valore attento questo animali voi straballo su tradizionali si e nera sicuro chi in moi est imperau a sa propria maniera. Non è che si imparato solo per maniera certe cose le lontano se questa vatti funti cambiate. Però in Sardegna bestie e animali importanti che funti sempre serviti a sa gente ci ne funti medas. Ma su guardo forse se esti solo apprezzato, de messaggi o de pastori si può andare a Susato e finza se dei scassatori si può andare a casa. Da sempre esti si devi potrà ballare sa terra o può tirare carrettoni si carico su di ogni razza cosa. Però chi pure moi che funta arrivare a usare un mezzo su e trattori chi fanti meda faina con poco tempo su guardo non ha di perdio importanza. Poi sta bene di allevare e crescere con piacere e pazienza in tutta sa Sardegna. E di Aici però non è effetti protagonista del suo traballo su guardo, ma pure des festas. I sardi su anzi sempre attento a considerazioni in manna di questa bestia imponenti e eleganti. E di Aici? Ha fatto bene mi fai a mi vedi gusto, poi che il suo guardo, poi scorsa sa chi fanti me dal logo su del suo mondo e non scetti in Sardegna. Difatti i sguardi e i cavalieri sardi funti apprezzati in ogni logo, sia da dei continenti ma in altre parti del suo mondo puro. E mai mancano quando in ogni bida si vanti festas, insando su bene ti concordao su onorai suo santo in processioni, o poi votai pure a passillai turistas in monti o rore mari. Tutto su queste cose, su guardo in Sardegna esti allevau e acquistiu con ogni attenzione. E non si scaresciau su che in saggiara de gesti, riduili e geroi, ci funti squadretti su che girano e pascinti a solo e senza de merisi. E scetti a Chenoso, in noi Sardegna, e ne sono trovati del logo e in Europa. Ecco voi che le peso tenni bene in mente questo animale che in Sardegna non è fetti o traballo, ma è cultura, tradizioni, da sempre, da quando esiste di somini. Biugas ha scritto un bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori sul 2019, e ci sei anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Voi squadro su dicio su cinata bella variga, ma uno può dirsi, quadro che non de coa, quadro de vago cavalli. E poi t'ascedao a de vago cavalli e sti di Aici di Aderus. E capese di adesso proprio Aici. Poi che su guardo è sta bestia meda importante vostra gente. Poi te traballa da in sa terra, tira da su carrettoni, corri resata da vocursas e festas, bene di concordare processioni e poi imperano a vinzas e esomini dessa giustizia. Augusto si oli di sempre chi rende da una bella bisura e chi porta da sagoa cruzza li dona da prospago valori. Forse si de tutti animali esti gusto chi braci di debruso e po gusto si oli di che sia perfetto, pulio, stiloso, eleganti e senza difetto. E sa coa cruzza po medas esti o difetto che deve perdere valore a suo quadro. E i sardos anti sempre dentro conoscenze a manna dei squadros, e tananta ancora i dicius. Un altro dicio può essi, su guardo friau, sa sedda si limiti. Non so pure quando sei su scheddauso di meuso però, Ed è la ragione, poi che si nomina da suo guardo che buttula da consumeri, che di oli ponni sa sedda pizzo su de una ferita o de un scorrio che porta in savelli, è ovvio che a suo guardo di viziata, ma questo dicio balli di pure poi scristianoso. Quando uno corpus si scrocia da savelli o esti pistao, non fate da tombare a roba de bisti, poi te capiziata. Non buttulla da somni commenti su guardo, ma morrungiata e zerra da poi te ne volliti, pensando su la sausa un pace.
E te da regione su guardo e teneus a regione no su pu a timiga in quota. Ma narami, tu teneus dici a subes personas a chi se senta guardo? E c'è andato uno proprio brullao, poi adesso gusto. Somini de pago cavalli, castia da quadro. E te si conosci da guardo, somini de cavalli? Però da simbilla questa cosa, Poi ti donare a me da cursus chi di braci di questo bell'animale imponenti. Questo dicio si nomena da sia da guarriri de uomini de pago cavalli, ma si narra pure con preceri quando quest'uomini dubinti sezio a quadro e gli est imponenti. Arrennesci da domai su quadro, a di fai cose sa che altro su non funti bonus a fare. Ma Caia vince la corsa tra medas a guardos in festa civili o religiosa che si fa in meda vita della Sardegna. E per questo è meda apprezzato, ma che in sa vita sia da devago cavalli quest'uomini, ma senza guardo tutto cambia. Diventato un re, ecco. Però in moi boga mia curiosità di cui Taddeo vuota appunto in giudizio che mantinao. Sezzi su guardo de Santo Francisco, ma i tollinai. Sezzi su guardo Santo Francisco è sempre uovica in giro a Callincuno. Poi che Santo Francisco guardo non di niente e quindi vieta come tenai piga di da muro arrangia di o sezzi su guardo da Santo Francisco come tenai che non sezzi in nessun luogo. Poi te guardo Santo Francisco non di niente. Vieta poi ci bogai quest'uomini con questo diccio. E intanto su chi si nanta de sezzi su guardo da Santo Francisco in moi scidesi casi punti pighendi in giro, mi raccomando. In su mentre si moi si ringraziamo su posai ascoltavo ancora volta e noi su satto piauso a sa prossima poesia. Sapettao se non si scaresciai che su guarda è una bestia troppo importante in Sardegna. Per ogni cosa che fai, a si intende all'estero con saluti. Deo pollada!